Pronti? 1, 2, 3. Segnale convalidato, vediamo le fasi di avvio che vedono una bella lotta con il tentativo dall'esterno di Aviondaghi addirittura di assumere il comando, ma l'operazione diventa durissima perché rimane in terza Numero 2 ruota. Antoniano squalificato. Tanto squalifica per Antoniano, insiste ancora Aviondaghi che reduce da 2 vittorie. Numero 7 Percorso di testa viene anticipato però Lewis, sistematicamente da Azimuth squalificato. Griff che lo contiene, lo controlla e conquista il comando, e alla fine Aviondaghi si getta di galoppo. In seconda posizione Numero rimane 8, invece All About Me. Aviondaghi squalificato. Leader dunque il favorito Azimuth Griff, nei confronti di All About Me esce di scena Aviondaghi che era un altro cavallo fra i più seguiti. Se ne vanno intanto in 43,7 i primi 600 metri di gara. E ora cerca di moderare il ritmo Roberto Vecchione, una volta al comando. Completa gli 800 in 58,9 comunque. Seconda posizione per All About Me. In terza c'è Giulianova che serra sotto, poi gli altri a seguire, capeggiati da Anastasia Di Rum. Intanto il chilometro iniziale in 1:15,2 per l'allievo di Roberto Vecchione ed Holger Ellert che transita al comando davanti alle tribune. All'esterno la mossa di Alice Trio seguita nell'azione da Sdeco dei Greppi che era l'unico a rendere un nastro, gruppo chiuso da Anastasia Di Rum. Ora un parziale in 15,6, continua a controllare la situazione Azimuth Griff dopo lo strappo violento iniziale, 600 al palo, parziale in 15,3, in seconda posizione si mantiene All About Me, all'esterno Alice Trio. Siamo ora a 500 dalla conclusione con Azimuth Griff che ancora cerca di non andarsene e di serbarsi qualcosa per il finale, 400 all'arrivo, 14,7 la frazione, in seconda posizione si mantiene All About Me, mentre Alice Trio viene raggiunta all'esterno in terza ruota da Sdeco dei Greppi che scatta a sua volta. Completamento della curva finale, ingresso in retta d'arrivo con Azimuth Griff che allunga. In seconda posizione All About Me, gli altri praticamente spariscono e nel finale Azimuth Griff viene a vincere facile. Secondo posto per un ottimo All About Me. Al terzo chiude il penalizzato a Sdeco dei Greppi, 1:15,1. con partenza con i nastri, ancora 28,8 a chiudere, così come aveva iniziato, e Roberto Vecchione conquista il successo con Azimuth Griff, cavallo di una regolarità incredibile, non sempre vincente, ma comunque sempre al traguardo. Secondo posto per un ottimo All About Me, mentre al terzo chiude il numero 9 ed estremo penalizzato a Sdeco dei Greppi. Roberto Vecchione ed Holger Ellert dunque nel centrale con Azimuth Griff.